la Fondazione Con il Sud ha finanziato un progetto di teatro sociale che è stato messo in atto poi nella nostra realtà da 5 associazioni del territorio su 5 territori diversi: Sciacca, Favara, Agrigento, Aragona e Campobello. In ordine di come nel mese di maggio verranno realizzati tutti gli spettacoli sul territorio. Si tratta di un'iniziativa di un progetto di teatro sociale, quindi un teatro inclusivo, dove ognuna di queste realtà che si occupa di soggetti comunque fragili, vuoi per disabilità, per malattia d'Alzheimer, per povertà o i migranti, gli anziani, tutti quei soggetti che non hanno nella nostra ancora società a volte quello spazio che meritano. Quindi questa iniziativa vuole proprio includere tutti questi soggetti, far sentire loro, farli sentire importanti, restituirgli quella dignità e quella possibilità di esprimere tutto quello che loro riescono a fare, che è molto importante. E quindi questo è l'obiettivo principale di questa iniziativa. Oggi lo spettacolo si svolge nella Valle dei Templi, quindi in uno scenario molto particolare e bello, dove l'iniziativa dell'associazione Alzheimer porterà in scena, con la collaborazione di comunque altre istituzioni, la scuola e l'Istituto Foderà, la scuola di danza di Alongi, il CAP e quindi altri soggetti del territorio, e tutte le iniziative che ci porteranno a realizzare questo spettacolo, e poi quindi dove tutti questi soggetti daranno qualcosa e apriranno le porte ad una realizzazione, diciamo, di partecipazione attiva. Seguirà pure un piccolo spettacolo, riguarderà poi l'associazione ANPAS di Favara, e quindi oggi ci auguriamo che veramente ci possa essere questa partecipazione anche della cittadinanza per sensibilizzare su questa iniziativa e su queste problematiche. Il progetto è quest'anno particolarmente importante per il nostro istituto, intanto perché si colloca in un solco già tracciato di collaborazione tra il Foderà e l'associazione Alzheimer che si è sviluppato nel corso degli anni. Quest'anno in particolare il progetto Teatralmente vede impegnati dei ragazzi in un'attività di volontariato che, a mio parere, si colloca perfettamente all'interno delle attività di cittadinanza e costituzione che i nostri alunni portano a termine anche quest'anno, e che di fatto diventeranno parte integrante anche del colloquio e dell'esame di Stato. Pertanto è dal punto di vista pedagogico, didattico e formativo, e anche dal punto di vista curriculare, credo che questo progetto da ora possa collocarsi a pieno titolo, vedendo parecchi alunni del Foderà impegnati a pieno titolo nelle attività curriculari del nostro istituto.